Oggi entriamo nella grande settimana santa che culmina con il Trito Pasquale, la passione, morte e risurrezione di Gesù, che per noi è fondamentale. A Raffadali si rinnova la tradizione della Domenica delle Palme, segnando l'inizio della Settimana Santa, una giornata carica di significato religioso e partecipazione popolare che ha visto numerosi fedeli riunirsi per la benedizione delle palme e degli ulivi. Un momento suggestivo reso ancora più intenso dalla presenza di tante famiglie, anziani e giovani riuniti nel segno della fede e della tradizione. Durante la celebrazione, Donaldo Sciabarrasi ha voluto soffermarsi sul valore simbolico del gesto che ogni anno si rinnova, portare a casa un ramoscello benedetto. Portare a casa un ramoscello d'olivo significa portare a casa la pace. Quella pace di cui abbiamo tanto bisogno oggi, più di ieri, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nel mondo intero. E allora il sacerdote che oggi benedirà le palme, il ramoscello d'olivo, ecco, segno e simbolo della pace, benedetto, ecco, porti a casa questa benedizione da parte del Signore a tutti noi. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, benedici questi rami di ulivo. La funzione si è svolta in un clima di raccoglimento ma anche di forte partecipazione comunitaria. I canti liturgici, le preghiere, il rito della benedizione hanno scandito una mattinata che segna ufficialmente l'inizio dei riti pasquali. Molti fedeli che al termine della funzione religiosa hanno portato con sé i ramoscelli benedetti destinati ad essere custoditi nelle proprie abitazioni come segno di protezione e fede. La celebrazione si è svolta in piazza Sant'Antonino, proprio davanti alla chiesa di Sant'Antonio da Padova, dove il parroco ha guidato il rito iniziale seguito dalla Santa Missa all'aperto. Nel corso dell'omelia, un appello speciale rivolto ai giovani di Raffadali. Richiamo ai giovani per fare in modo che veramente possano recepire, percepire, riflettere, comprendere quello che Gesù realmente ha fatto per loro e per ciascuno di noi, cioè ha sofferto, è morto ed è risorto per noi. E io vorrei dire proprio ai giovani proprio questo, di sperimentare, sì di soffrire, sì di morire nel peccato o anche nella in quei valori che non riescono a credere, ma di risorgere. È tempo di risorgere a testa alta, è tempo di risorgere dalla droga, è tempo di risorgere dall'alcol, è tempo di risorgere dal gioco d'azzardo, è tempo di risorgere dal bullismo e fare in modo che tutto questo possa essere seppellito completamente attraverso questi 3 giorni e che il terzo giorno possiamo vivere da risorti, portando tutto nel sepolcro e mettendo tutto da parte. Mi auguro che questa Pasqua possa essere veramente questo per i nostri ragazzi e per i nostri giovani di Raffadali, di cui abbiamo tanto bisogno e che è una delle lacune purtroppo che abbiamo nella nostra città. Con la Domenica delle Palme la comunità di Raffadali entra nel vivo della Settimana Santa, un periodo ricco di celebrazioni che culmineranno nella Pasqua, un cammino spirituale che anno dopo anno continua ad unire la comunità nel segno della fede, della tradizione e della condivisione.